Segretario, allora oggi si fa il punto un po' di una situazione particolare, quello del lavoro per i migranti. Di che cosa si tratta, quali sono le finalità di questo impegno della CISL? Sì, noi in questi giorni abbiamo avviato uno studio che presenteremo quest'oggi perché il fenomeno sta cambiando negli anni. Prima era un fenomeno che riguardava solo il lavoratore migrante, oggi invece è un fenomeno che riguarda le famiglie che sono insidiate sul nostro territorio. Per cui da questo punto di vista il fenomeno è maggiore, perché riguarda donne, riguarda bambini, riguarda sicuramente un tessuto economico che si sta totalmente modificando, ma soprattutto la cosa positiva è che abbiamo riscontrato che c'è una buona presenza di stranieri che hanno messo su delle attività produttive, quindi hanno creato lavoro e che sicuramente hanno necessità intanto di essere incentivate, ma anche di metterle nelle condizioni di avere tutte le informazioni utili e immaginabili per non creare concorrenza sleale, ma creare danni a se stessi e agli altri. Diciamo che si stanno assimilando al territorio, quindi sono dei nuovi cittadini italiani. Ma sicuramente sì, anche perché dobbiamo da questo punto di vista anche noi fare un salto culturale, perché l'integrazione in altri paesi ma anche in altre parti d'Italia è qualcosa ormai di cui non si parla, perché è un problema che non esiste più. Noi invece da questo punto di vista, sarà anche la crisi economica che viviamo, sarà anche perché si vede questi cittadini, questi lavoratori più come concorrenti rispetto alla manodopera locale, per noi dobbiamo imparare ad essere più tolleranti, ma soprattutto a creare situazioni di integrazione e quindi di accoglienza, perché sono lavoratori cittadini, famiglie che vengono in questo territorio perché vedono in questo territorio la possibilità anche di realizzare quello che è il sogno di qualunque cittadino del mondo. L'importanza ovviamente di questi incontri nella maniera di essere uniti, l'Europa con questi nuovi confini che si aprono. Категорично смятам, че в Обединена Европа това е един от проблемите, който трябва да решим, защото проблемите, свързани с трудовата експлоатация и въобще трудовата интеграция на европейските граждани в различните държави, това са проблеми, които имат пряко отношение към самата ценностна система, върху която почива Европейския съюз. Decisamente credo che siano questi i problemi che dobbiamo risolvere, perché i problemi dell'integrazione lavorativa, dello sfruttamento del lavoro sono legati al sistema di valori su cui si posa la stessa Unione Europea. Senta, battutissima, rapidissima, stiamo per iniziare, c'è quest'Africa che aumenta sempre di più in Europa, c'è bisogno di fare proprio un ragionamento nuovo. Come si può affrontare questo grosso flusso di immigrazione? Очевидно, че това е голяма сфида, голямо предизвикателство за Европейския съюз. Може да бъде решено по три начина. Първо, като се регулира потока чрез социални и икономически форми на взаимодействие с страните, източник на миграция. Evidentemente questo è un problema che rappresenta una sfida per l'Europa, che si può risolvere in tre modi. Innanzitutto si può controllare il flusso migratorio a misure sociali ed economiche nei paesi d'origine. Второ, чрез сътрудничество с транзитните държави от типа на Либия, Турция, страните, които имат задължение да съдействат за ограничаване на този миграционен поток. In secondo luogo i paesi di transizione per quanto riguarda il flusso migratorio come la Libia e la Turchia, con cui si può fare una collaborazione e possono avere l'obiettivo di limitarlo in qualche modo. И разбира се, на трето място най-вече чрез охрана на европейските граници, които трябва да бъдат едни надежни граници. La terza cosa ovviamente è sorvegliare le frontiere esterne dell'Europa, che devono essere frontiere affidabili. Това е невъзможно без солидарност и взаимодействие между всички европейски страни. Questo è impossibile senza la solidarietà tra tutti i paesi dell'Unione Europea.